Andiamo a rivedere proprio un servizio che fa il punto su quanto avvenuto e su cui anche si è espressa con una nota, allora le chiederemo conto di questo, anche la consigliera proprio regionale Capozzi. Vediamo il servizio. Siamo onestamente contenti che vengano a vedere di persona, perché come possiamo immaginare su questi temi, insomma, o hai la conoscenza diretta oppure ti puoi fare delle idee non sempre centratissime. Balzata spesso agli onori della cronaca per episodi di violenza e schiamazzi nel quartiere di San Domenico, Casa dell'Immacolata ha avuto la possibilità di mostrare il suo vero lato, quello di un luogo che accoglie e accompagna i minori stranieri in un percorso di integrazione e formazione che parte dalle nozioni base della lingua italiana per arrivare alla formazione professionale vera e propria. La sesta commissione regionale, che ha competenza, tra le altre cose, sui percorsi educativi e le politiche giovanili, ha fatto un sopralluogo nell'istituto. Per noi è un'occasione importante, rappresenteremo quello che è stata, quello che è Casa dell'Immacolata, quelle che sono le potenzialità che ha Casa dell'Immacolata e anche le opportunità che stiamo offrendo ai ragazzi, e non nasconderemo anche quelli che sono i problemi, che possono essere i problemi. L'esperienza dell'ultimo anno ci ha insegnato che i problemi vanno gestiti da tutto il sistema, da tutta la filiera. Noi stiamo visitando in questo momento la parte formativa, quella professionalizzante, ed è una cosa importante, lo stiamo vedendo, che consentirà anche a una parte di questi ragazzi di trovare una loro collocazione nel sistema produttivo. Certo ci manca un altro pezzo che è legato a quello che è il percorso di questi ragazzi per la sicurezza. Sono 67 i ragazzi di varie nazionalità accolti dal Don de Roia, che svolge la funzione di luogo di formazione anche per ragazzi di altre comunità. Facciamo la selezione a seconda della tipologia di alfabetizzazione, perché qualcuno ha addirittura una tipologia di pre-alfa, quindi non sanno neanche gli alfabeti. Allora prepariamo i ragazzi a seconda della tipologia dell'italiano, insomma, e una volta che fanno i percorsi di italiano li inseriamo nei corsi di formazione professionale. Questa dunque l'evento, la visita approfondita sulle iniziative in una struttura di cui si è parlato di frequente anche nella cronaca cittadina per la preoccupazione degli abitanti della zona di San Domenico per i comportamenti di alcuni ragazzi, comportamenti diciamo così sempre sopra le righe, per riassumere il tutto. Insomma, c'è stata tanta preoccupazione, ma come detto non tutti i ragazzi sono stati protagonisti di questi episodi per cui la popolazione insomma ha protestato. Ci sono anche tanti ragazzi che si impegnano in queste attività, proseguono anche con con delle possibilità lavorative, restano nel territorio, quindi anche lei, consigliera, ci ha tenuto a poi inoltrare a seguito di questo sopralluogo una nota per rimarcare che le criticità vissute dalla struttura nei mesi passati, lei ha scritto, era frutto di una situazione emergenziale che definisce ora invece sotto controllo. Sì, siamo stati ieri alla Casa dell'Immacolata, è stata una commissione edificante, perché abbiamo avuto modo di vedere che Casa dell'Immacolata Udine rappresenta una realtà a mio avviso virtuosa. Comprendo la preoccupazione dei cittadini che ad un certo momento si ritrovavano ad assistere a situazioni spiacevoli che anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo stigmatizzato, però anche ieri ci è stato rappresentato che erano date da una situazione emergenziale dove anche i numeri erano leggermente aumentati. C'era la chiusura di un centro di accoglienza qui a Udine che ha avuto poi ricadute su Casa dell'Immacolata, però questa situazione emergenziale è finita, i numeri oggi sono sotto controllo, anzi sono anche meno di quello che è il numero massimo stabilito, e come hai precisato anche tu, quella volta erano alcuni ragazzi di origine egiziana che creavano disordine e che poi sono stati allontanati, ma ci sono anche tanti altri ragazzi che vogliono integrarsi, seguono in maniera
maniera interessata ai corsi che vengono proposti di alfabetizzazione, ma anche di quelli professionali volti proprio a dargli delle nozioni per inserirli nel mondo del lavoro. E il dato che ho trovato particolarmente interessante è l'interazione anche con le aziende del nostro territorio, che consentono a questi ragazzi durante il loro percorso formativo di fare degli stage. Quello che ho apprezzato e ho avuto modo di constatare è che, a mio avviso, questo è il vero modo di fare accoglienza, ovvero dare gli strumenti a chi arriva nel nostro paese e ha voglia di restare, di integrarsi, non soltanto imparando l'italiano, ma anche avendo gli strumenti per garantirsi una vita dopo lavorativa. E la visita ha fatto emergere anche delle criticità date proprio dal sistema accoglienza in generale, perché andrebbe rivisto proprio a livello nazionale, il sistema, perché in questo momento le strutture sono basate sul modello strutture convitto, dove coesistono ragazzi con difficoltà differenti. Abbiamo infatti, c'è stato rappresentato che in una stessa stanza ci può essere sia un ragazzo con problematiche di tossicodipendenza o importanti problemi psichiatrici, con una persona che invece non ha alcun problema, e quindi per noi questo è inaccettabile, perché dovrebbero esserci delle strutture dedicate proprio per sostenere anche queste difficoltà. Certo, è sicuramente una problematica non di poco conto. Poi c'è tutto un aspetto normativo, appunto sono strutture, non è possibile neanche controllare H24, come magari qualcuno della popolazione aveva rilanciato nel corso di quegli episodi, perché non è un carcere sicuramente, una struttura dove si vuole, no, sviluppare insomma una situazione per un futuro migliore di questi ragazzi, anche se, come detto, ci sono ragazzi con un vissuto difficilissimo, con delle problematiche che vanno affrontate, però non è possibile rinchiuderli H24, far sì che non circoli nel territorio, perché anche questo non sarebbe poi funzionale ai fini, no, di tante attività, tra l'alro. Però il problema si pone... Rispetto a questo, se mi posso permettere, mi scusi se scusami se interrompo. Prego. È stato rappresentato che comunque i ragazzi sono tenuti a degli orari, e laddove non rientrassero nell'orario prestabilito e si superi un numero di ore che onestamente ora non ricordo, si fa comunque la segnalazione alla questura, e ci stanno una serie di provvedimenti, ma anche tra virgolette i ragazzi vengono in qualche modo penalizzati anche dal punto di vista di quella che è la loro paghetta giornaliera, che funge poi da deterrente perché questi non si attengano alle regole e non si allontanino dalla struttura, e in alcuni casi, in quelli tra virgolette più gravi, addirittura gli viene vietato poi di ritornare, ecco, cioè si può scattare una misura tra virgolette estrema, per cui i ragazzi poi non hanno la possibilità di ritornare in quella struttura. Allora, tra poco mando la pubblicità, ma le rivolgo già un'altra riflessione che spesso ci giunge, anzi chi volesse contattarci, rilanciare insomma riflessioni, opinioni, può farlo come sempre attraverso il numero in sovripensione, ma già diverse volte, di frequente, anzi attraverso proprio gli spazi aperti con i nostri telespettatori, diverse persone ci hanno detto: ma perché le risorse del territorio, già carenti magari per sostenere la sanità, i disoccupati italiani, devono andare a sostegno di tanti stranieri? Lei come replica a queste perplessità e a queste contrarietà sull'investimento di queste risorse, anche a beneficio di migranti? Ma le risorse sono un parziale, tra virgolette, di quelle regioni, soprattutto messe a disposizione dalla regione, perché il grosso avviene proprio a livello statale, ma il tema è anche diverso, perché comunque sono persone che hanno delle grandi difficoltà. Dobbiamo pensare che queste persone lasciano il loro paese, lasciano le loro famiglie
lasciano soprattutto situazioni dove ci sono guerre e quindi da parte nostra ci deve essere accoglienza, e l'accoglienza non si può esplicare soltanto offrendo un posto letto, ma si deve esplicare, come dicevo prima, attraverso anche un servizio più ampio poi di integrazione, perché chi arriva nel nostro territorio, almeno una parte di quelli che arrivano, ci vogliono restare, e quindi io so che i cittadini anche del Friuli sono piuttosto accoglienti, e quindi la solidarietà non può venir meno da questo punto di vista. Come sta valutando anche la situazione? Abbiamo visto anche di recente i servizi realizzati in loco a Trieste su tanti migranti senza un tetto. Anche su Udine, insomma, ci è stata fatta presente una situazione che col proseguo anche dell'autunno, dell'inverno, sta diventando preoccupante. Abbiamo sentito abbiamo avuto ospite il presidente di Oikos, Tonutti, di recente, che ha detto anche su Udine ci sono ovviamente delle persone straniere senza un tetto in cui stare, quindi una problematica anche qui. Appena si abbasseranno le temperature ancora di più sarà, insomma, un altro di nuovo desterà pensieri nel territorio, ma a Trieste abbiamo già visto le difficoltà che ancora si stanno affrontando, no? Lei come guarda a tutto questo, in particolare su Trieste a questo punto? Ma la situazione a Trieste soprattutto è stata per lungo tempo, a nostro avviso, anche gravissima, perché soltanto di recente è stato chiuso il Silos, benché ci arrivino anche notizie che comunque qualche frequentazione c'è a tutt'oggi, e lì c'era una situazione drammatica. Io ho avuto modo di visitarlo ed eravamo veramente ai limiti dell'accettabile, della proprio ragionevolezza, perché i migranti, pur di avere tra virgolette un tetto, che poi tetto non era perché pioveva, erano ambienti umidi, erano disposti a stare in quegli ambienti senza servizi igienici e sotto l'attacco anche di animali che erano presenti e pullulavano in quegli ambienti molto sporchi. E oggi il problema è chiaro che si pone anche in termini di posti letto, di numeri, e questo è un problema che abbiamo da sempre. Abbiamo strutture che sono sovraffollate e non riescono infatti a dare poi posto a tutti, e su questo bisognerebbe fare un ragionamento ampio. Ma dico di più, anche il Presidente dovrebbe infatti spingere perché ci sia una maggiore ridistribuzione anche con le altre regioni, e far sì che i numeri anche della nostra regione restino tra virgolette nei limiti accettabili e di una gestione accettabile. Certo, il tema comunque è complesso. Allora io rilancerei, consigliera, il nuovo break pubblicitario. A rientro, questione di minuti, sta per collegarsi anche, come detto, il sindaco di Aquileia Zorino. Restate con noi. Ben ritrovati in Sveglia Friuli. Dunque proseguiamo in videocollegamento con noi la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Tra pochi istanti avremo anche, come detto, il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, a cui chiederemo sicuramente aggiornamenti su questi ritrovamenti, questi scavi ad Aquileia. Casa con portici e colonne riaffiora la città romana, con Aquileia dunque che non finisce mai di stupire, come scrive Artico nell'articolo. Tra poco con lui cercheremo di approfondire questo, ma altro tema di cronaca, commento scottante, consigliera, non posso esimermi per il Movimento 5 Stelle di riprendere anche questo richiamo, questo titolo, questo scontro nazionale. Conte licenzia Beppe Grillo, stop al contratto da 300.000 euro, stando alle rivelazioni presenti di Conte nel nuovo libro di Bruno Vespa, ma andando appunto all'interno c'è stata una replica stizzita, il contratto è in vigore. Insomma, ci sono tante riflessioni su quanto sta avvenendo. Il Movimento 5 Stelle, afferma Nicola Morra, ex pentastellato, si è trasformato nel partito personale di Conte, nuovo cespuglietto triste dei Dem. Insomma, di sicuro ci sono tante tensioni, ma come commenta lei queste voci di questa rottura irreversibile?
Ma io stessa non conosco i contorni esatti della vicenda, pur stando dentro al Movimento 5 Stelle, e quindi fintanto che non so realmente le cose come stanno, non mi esprimo, ecco, al riguardo. Di sicuro ci sta una tensione, ecco, tra Conte e Grillo. Noi tutti del Movimento 5 Stelle ci auguriamo che si appiani. È in atto un importante processo di riorganizzazione, ovvero la Costituente, a cui si arriverà al termine tra qualche settimana, e quindi siamo in attesa tutti, ecco, di vedere l'evoluzione delle cose e ci auguriamo che i nostri vertici appianino le loro distanze. Allora, per completezza lo scopriamo assieme, appunto, questo articolo. Qua si parla appunto di questo libro di Vespa. A sferrare il colpo definitivo il presidente pentastellato Conte e dice, ha detto: Grillo responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale. Però rispetto allo staff di Grillo, vediamo se ritorno a trovare, ecco, il punto, secca è piccata la replica dello staff che ha detto il contratto è in vigore, però appunto nessuna dichiarazione. Pronta la reazione al fondatore da fonti del Movimento 5 Stelle che chiariscono: dunque il contratto di Grillo è ancora in vigore e andrà alla sua naturale scadenza nei prossimi mesi, ma per il presidente Conte non è più possibile rinnovarlo in queste condizioni. Il dado sembra ormai tratto, però vedremo cosa succederà ancora. Secondo quanto riportano fonti parlamentari, scrive ancora il Messaggero Veneto, il contratto di Grillo scadrebbe alla chiusura dell'anno solare e ai vertici del movimento basterebbe non rinnovarlo per cessare ogni relazione col fondatore. La strada però non sembra così spianata, almeno secondo qualcuno dell'inner circle grillino, e ci saranno reazioni, si prevede, almeno legali sono il minimo, stando il commento di qualcuno. Tra la cessazione del contratto e il divorzio ufficiale, però appunto c'è anche l'assemblea costituente. Alla fine di questa settimana i gruppi di lavoro definiranno i quesiti che saranno poi posti al voto finale dell'assemblea prevista per il 23 e 24 novembre, e tra questi anche il quesito che chiederà agli iscritti di pronunciarsi sulla cancellazione del ruolo del garante. E quindi vedremo gli sviluppi, consigliera. Situazione comunque non facile all'interno del movimento. Sì, diciamo che questo non è il momento migliore, però diciamo la nostra forza sta proprio nel fatto che sono gli attivisti a decidere quelle che sono le sorti del movimento, e come hai letto anche dall'articolo sarà il movimento a decidere se Grillo dovrà avere un contratto, se Grillo non dovrà avere un contratto, e tutti gli altri quesiti che verranno poi, che emergeranno a seguito della Costituente. Bene, allora cambiamo adesso decisamente argomento, perché vedo in video collegamento, appena arrivato. Buongiorno Sindaco Zorino, Emanuele Zorino, Sindaco appunto di Aquileia, ben ritrovato. Non riusciamo a sentirla molto bene, forse un volume un po' basso, credo, vediamo. Io intanto mi sposto, Sindaco. Abbiamo visto la prima del Messaggero Veneto, l'edizione di Udine, in cui c'è questo titolo proprio sulle nuove scoperte ad Aquileia: casa con portici e colonne, riaffiora la città romana. E allora andiamo a pagina 39, innanzitutto per chiederle un commento su questi sviluppi. Ecco qui alcune fotografie. Da sinistra i resti rinvenuti in località Monastero di parte del colonnato di un peristiglio, il piccolo portico che all'interno delle case romane era posto a contorno di un giardino. A destra invece in alto le tracce della fossa di spoliazione di una grande macina circondata da un profondo e largo solco, e in basso una fase degli scavi effettuati che sono stati affidati dal comune di Aquileia appunto a una ditta. Sono stati avviati questi scavi, si spiega, durante i lavori per la nuova ciclabile, rinvenuti anche i resti di edifici produttivi dunque destinati alla lavorazione dei cereali. Spuntano anche anfore e un vaso funerario. Insomma, c'è tra i resti quello di un'olla in ceramica contenente ossa con buste e cenere, priva di corredo, che documenta insieme anche ai ritrovamenti una seconda fase, quando in corrispondenza degli edifici venne impiantata successivamente un'area cimiteriale. Comunque una grande curiosità anche rispetto a questi nuovi ritrovamenti, come ovviamente anche lei ha fatto presente, un patrimonio da continuare a valorizzare, Sindaco. Grande soddisfazione, anche se ovviamente questi ritrovamenti
insomma, importantissimi, non agevano però i lavori, vero? Gli scavi o almeno i lavori anche sul territorio comunale. Qua abbiamo visto appunto questi scavi avviati per una nuova ciclabile, quindi al momento è tutto fermo. Mi sentite? Mi sentite Sì, bene? la sentiamo un po' meglio. Allora sì, innanzitutto sì, siamo molto contenti in realtà di questi ritrovamenti. È vero che certe volte si può interpretare quelle che sono formalmente le ispezioni, insomma, al rischio archeologico come un blocco, ma in realtà sono fondamentali proprio perché anche se logicamente quell'area pensate era stata esplorata alla fine dell'Ottocento, poi nei primi del Novecento, quindi c'erano già delle restituzioni e c'erano anche logicamente una sorta di previsioni di quello che doveva esserci insomma su quella via Gemina. In realtà gli scavi fatti proprio in occasione di quest'opera, che è un'opera importante per la comunità di Aquileia, per il turismo, perché mette in sicurezza appunto tutta la mobilità lenta sull'asse che va logicamente da Aquileia, dal borgo di Monastero, fino a Villa Vicentina, Fiumicello, passando per località Colombara. In realtà ha fatto riaffiorare delle novità importantissime che ci fanno capire, proprio perché per esempio ci sono state ritrovate dei grandi edifici residenziali che sono fuori da quelle che logicamente sono le cerchie delle mura conosciute e anche esplorate, e ci fanno capire che l'estensione di Aquileia era ancora più grande rispetto a quelle che erano logicamente quelle che erano le restituzioni fino ad oggi conosciute. E questo è importante perché logicamente noi ci basiamo come amministratori a livello urbanistico su quelli che sono i vincoli insomma attualmente in essere, e che grazie a queste nuove esplorazioni ci fanno capire che in realtà dobbiamo ancora continuare a capire com'era Aquileia e cosa rappresentava insomma per tutta la nostra regione come grande appunto hub di interscambio commerciale, culturale, insomma, all'interno della nostra area geografica. E quindi è vero, c'è stato un piccolo blocco, insomma, sono iniziate a gennaio appunto queste ispezioni, continueranno. In realtà, ripeto, dobbiamo assolutamente interpretare questa indagine non come un blocco, ma come una possibilità in più. Tanto è vero che, come dichiaro, insomma, all'interno dell'articolo, ora parte il tema anche di capire come valorizzare eventualmente quel che potrà essere la restituzione, anche proprio per far leggere ancora in maniera più completa quella che era la città. E quindi io ringrazio di base anche l'ottimo rapporto che abbiamo e che almeno da quando c'è il mio mandato insomma abbiamo sempre avuto con la soprintendenza e con tutti gli altri enti che esistono sul territorio, perché ricordiamo che Aquileia è un territorio complesso. Pensate che comunque al suo interno, insomma, logicamente, a parte l'amministrazione comunale che ha il compito, logicamente, anche dal punto di vista urbanistico, della visione generale della città, c'è la Fondazione Aquileia, c'è la Società per la Conservazione della Basilica, il Ministero, con le aree che in realtà poi sono conferite alla Fondazione Aquileia, e che comunque il Ministero della Cultura, per tramite della soprintendenza, esercita puntualmente insomma, il ruolo appunto di salvaguardia e anche di un certo modo di direttiva di quello che può essere poi la modificazione che avvengono all'interno della città. Quindi è fondamentale un ottimo dialogo. E qua siamo riusciti a impostarlo e quindi questo ci porta a lavorare anche in modo molto più congruo e anche se vogliamo in realtà più veloce, perché non si creano problematiche. Soprattutto è questo uno degli aspetti più delicati, no? La velocità, la burocrazia, tutti i vari passaggi, sindaco, di cui molto spesso si parla, ancor più in questo settore molto delicato, anche garantire una tempistica per quanto possibile celere. Le chiedo anche subito un veloce bilancio, quindi come sono andate anche le visite turistiche ad Aquileia, ricordiamo anche sito UNESCO, visitata da tantissime persone dall'Italia e dall'estero. C'è stata qualche dinamica particolare che avete registrato sulle presenze, anche straniere? Sì, allora diciamo che è stato confermato di base il forte afflusso in realtà dalla penisola che si era già rilevato nel 2023 e che era un effetto della post-pandemia. Il 2023, ricordiamo, è stato un anno eccezionale, forse un anno anche che non può essere preso come riferimento proprio per i grandi numeri che ci sono stati.
Devo dire la verità, proprio non abbiamo ancora i numeri definitivi, quindi non possiamo fare un bilancio definitivo, ma guardando quelli che abbiamo adesso, sono nelle nostre mani, nelle nostre tabelle Excel, e confrontandoci appunto con quelli che sono i flussi turistici a livello di presenze, e confrontandoci con le entrate singole presso le aree archeologiche, presso i musei, presso la Basilica, possiamo dire di essere in linea con l'anno scorso, e questo è già un grande risultato, perché guardate, io avevo l'inizio dell'anno, proprio sulla scorta dell'analisi che il 2023 era un anno eccezionale, immaginato anche un calo piuttosto evidente, insomma, cosa che magari in moltissime aree italiane, insomma, si è rilevato. Invece dobbiamo essere contenti del fatto che sembrerebbe, logicamente le somme le tireremo alla fine dell'anno, sembrerebbe che siamo restati in linea con il 2023, il che è una cosa del tutto eccezionale e soprattutto è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro. Sicuramente un aumento diciamo, di tutto quello che è il turismo che viene anche dall'Est Europa, un turismo che sta cambiando, ma che comunque su cui stiamo anche profilando, voglio dire, il prodotto turistico, perché logicamente è un po' diverso da quello che c'era una volta, ma naturalmente regge ancora il grande rapporto che c'è con i popoli germanofoni, quindi con quella che insomma il tipico turista che insomma una volta antropizzava le nostre aree, quindi l'Austria, la Germania e anche il Nord Europa, e ripeto una forte presenza ancora di italiani che in realtà una volta non c'era, quindi questa è una cosa che ci fa, ripeto, ben sperare proprio per il raggio insomma d'azione che può essere. Naturalmente questo viene sempre da un grande lavoro che viene fatto, come si diceva, sempre su tavoli di lavoro più grandi, e questo qua va dato atto insomma che a livello regionale noi abbiamo una regia, grazie alla presenza di Promoturismo, che sulle destinazioni sta facendo un ottimo lavoro. Quindi grande lavoro sul territorio per preparare l'accoglienza, grande lavoro per preparare quelli che sono i temi della promozione. Abbiamo fatto tantissimi eventi, logicamente, che hanno in un certo modo profilato in maniera molto particolare quella che è la città della cultura e la città, logicamente, di quelle che sono le attività che si possono fare, con le sue caratteristiche, quindi logicamente i luoghi di cultura, la basilica, le aree archeologiche, ma anche il nostro ambiente che è speciale, perché siamo all'interno di un territorio dove la bassa densità è un lusso che viene riscoperto, ripeto, sempre a posteriori anche di quella che è stata l'esperienza che abbiamo vissuto nel 2020-2021 fino al 2022, e soprattutto logicamente quella natura che si può scoprire in modalità sempre più lente, quindi da un certo punto di vista logicamente la bicicletta che fa da padrona in quella che è l'asset del cicloturismo come turismo di punta sul nostro territorio, e anche novità come per esempio, devo dire, quando abbiamo impostato dall'anno scorso questo interessante collegamento con APT, con TPL, PUG, con il territorio di Grado, quindi che sta avendo un enorme successo e che sta andando molto bene, insomma, speriamo di ripetere insomma, nei prossimi anni. Quindi sì, la città della cultura, sì, tutto quello che è il tema legato al patrimonio UNESCO su cui stiamo lavorando grazie a una grande, diciamo anche coordinamento di Fondazione Aquileia, dove insomma lavoriamo tutti assieme, ma c'è anche tutto un altro ambito che è legato a quello delle esperienze territoriali legate a una storia millenaria che nel chiaroscuro è sempre emersa, quindi non solo la città romana, ma adesso alle porte anche del Giubileo, scoprire tutta l'epopea insomma, legata al cristianesimo su Aquileia sarà una grande ulteriore scommessa. Ci sono molte novità per il prossimo anno. Allora appena possibile. Chiedo ovviamente anche un commento sul ricco patrimonio archeologico, queste scoperte che immagino saluta con piacere anche la consigliera Capozzi, ma chiedo alla consigliera oltre un commento su quest'ultimi aspetti messi in evidenza per il territorio aquileiese in linea generale da parte del sindaco, un commento anche su come a livello regionale si stanno promuovendo queste aree, il turismo nel complesso, se rileva ancora qualche criticità
per quanto riguarda l'occhio di consigliera di minoranza. Partiamo da queste ultime scoperte, dal territorio aquileiese, quanto magari è importante anche il turismo lento di cui faceva cenno anche il sindaco Zorino. Queste nuove scoperte le accogliamo con favore. Aquileia ci riporta indietro, ci riporta la nostra storia e un patrimonio da valorizzare, e quindi non può che trovarmi d'accordo tutto quello che è stato rappresentato dal sindaco Zorini, e le presenze lo testimoniano. Quindi da parte della regione io so, e quindi lo abbiamo visto anche nelle varie manovre, che c'è un importante impegno, e anche se appunto rappresento la minoranza, da questo punto di vista non posso dire molto, perché l'azione che si sta facendo per la promozione del nostro territorio è ricca di risorse che arrivano anche ad Aquileia, e quindi da questo punto di vista non posso fare considerazioni tra virgolette in negativo, ecco. Bene, allora farei così, rilancerei il prossimo break pubblicitario, al rientro mi sposterei anche sulle pagine del Gazzettino, ve lo lancio già, per questa tematica rispetto anche alla qualificazione del territorio, la valorizzazione. Una casa su 4 risulta disabitata, anche questo poi comporta dei problemi nel vissuto, nella rigenerazione anche del territorio. Allora torniamo tra poco con questa tematica. Ben ritrovati in quest'ultima parte di Sveglia Friuli, in video collegamento con noi sempre la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino. Allora, come detto, come annunciato, ci spostiamo sulle pagine del Gazzettino per questa tematica rispetto al patrimonio immobiliare. Una casa su 4 è disabitata, sono 170.000 le case non abitate del Friuli Venezia Giulia, si spiega, che rappresentano il 23% del patrimonio edilizio della regione, pur con differenze territoriali sono diffuse in tutto il territorio. Le cifre le ha messe a fuoco il Centro Studi Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari, la FIAIP, confermando i numeri che aveva diffuso l'osservatorio FIAP FVG nei giorni scorsi. È l'effetto di una molteplicità di fattori che hanno a che fare con il calo demografico, con lo spopolamento costante anche di alcune aree geografiche, insomma tematiche che si intrecciano, problematiche come quello anche del calo demografico, poi tante abitazioni magari sono in proprietà tra eredi, non ci sono eredi che poi puntano nel ristrutturare, nel vivere edifici appunto anche magari vecchi su cui bisogna fare degli interventi, i cui eredi sono molteplici. Un commento generale su questa tematica dalla consigliera regionale, parto da lei Capozzi. Questo tema è arrivato anche in aula nelle scorse settimane con il DDL di modifica dell'ILIA con cui si vuole abbattere l'aliquota per le seconde case. Ci è stato rappresentato appunto come un DDL proprio volto a rilanciare il mercato immobiliare, a rendere attrattiva la nostra regione anche da questo punto di vista rispetto a possibili acquisti anche da fuori regione, insomma, ma ci trova poco concorde perché riteniamo che in particolare questo intervento non creerà l'effetto sperato, perché parliamo comunque di un ritorno irrisorio sulla falsariga dei 300 euro e pertanto iniquo, perché interviene in un momento storico in cui le nostre famiglie hanno grosse difficoltà. Prima è stato anche rappresentato mentre si sfogliava la rassegna stampa, gli stipendi sono fermi, la gente non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, i più non hanno neanche una seconda casa, hanno soltanto una casa, e anche nel caso della prima casa c'è la difficoltà di acquistarla, quindi per noi si doveva spingere proprio per il sostegno alla prima casa.
e superato anche questa considerazione, se proprio si vuole avvantaggiare quindi e creare un circuito, per noi si deve spingere anche per quanto riguarda le locazioni quindi ad contratti concordati o alla cedolare secca, proprio per attivare quel circuito e far sì che anche le case in zone svantaggiate, case disabitate, possano essere affittate ad un canone diciamo migliore, consentendo anche a chi non si può permettere appunto di acquistare una casa di almeno di averla in affitto. E a questo sistema si intreccia con un'ulteriore problematica che è quella dello spopolamento. Abbiamo un grande problema che è dato dal calo demografico e il trend degli ultimi anni dimostra che non si è appunto risolto in alcun modo. Le famiglie hanno difficoltà, non fanno figli. E quindi il grande tema da affrontare è proprio questo: come combattere il calo demografico e far sì che anche zone immagino la montagna appunto della nostra regione, che sono fortemente spopolate, come debbano essere appunto rilanciate per contrastare questo fenomeno che ormai sta diventando particolarmente grave. Fa riflettere anche questo richiamo dove si dice: diversi proprietari faticano ad affittare, appunto temono la morosità degli inquilini, che appunto richiama la problematica a cui ha fatto accenno consigliera. E poi si spiega: Spilimbergo e Magnago, i territori con più appartamenti abbandonati nel Pordenonese. C'è anche il caso della Carnia, con una percentuale importante appunto nel territorio, e di queste case, se non erro, insomma, non abitate. In certi luoghi come la Carnia si arriva a oltre il 50% di questo fenomeno, dunque un fenomeno ben presente. Ci sono anche immobili che non hanno più mercato, le tipiche grandi case friulane che si trovavano lungo le vie nei centri dei paesi, per esempio, appartengono a questa fascia. E chiaramente si intrecciano tanti aspetti. Ad Aquileia, da questo punto di vista, Sindaco Zorino, come si presenta la situazione? Il tema dello stock edilizio abbandonato è un tema che logicamente coinvolge la nostra regione, ma è un problema sicuramente di livello ben più ampio e ricade su tutta la nazione, molto probabilmente per pregresse politiche legate alle espansioni, soprattutto di quelli che potevano essere i centri urbani a livello urbanistico, e soprattutto forse la mancanza di una vera politica sul tema della casa. Lo stiamo rilevando da tantissimo tempo. Sicuramente diciamo, la fotografia sociale, voglio dire, dei bisogni dei nostri cittadini certe volte è in discrasia con quelle che sono le offerte che ci sono sul mercato. Ad Aquileia riscontriamo anche noi questa problematica, soprattutto a livello di quelle che sono le zone che possono essere magari, il territorio di Aquileia si espande per 37 km quadri, logicamente è molto vasto, e ci sono anche delle piccole case sparse, per esempio nel tema agricolo, all'interno dell'ambiente agricolo, piuttosto che anche nel centro storico ci sono moltissime cosiddette case di eredità, dove magari i proprietari sono molteplici e non si arriva mai magari a un accordo per la vendita, oppure non c'è l'interesse neanche, logicamente. Devo dire la verità, noi avevamo applicato in realtà proprio su questo tema Lilia un po' al contrario rispetto a quella che, anche se accogliamo con piacere, insomma, anche la novità da parte della Regione di abbassare, voglio dire, per le seconde case, anche se sono convinto che ci sarà la possibilità di differenziare anche l'aliquota a seconda di quella che può essere la tipologia di casa, tra virgolette, seconda, no? Cioè, perché c'è un tema anche sul fatto di cercare di incentivare in realtà la proprietà a vendere certe volte, perché non è tanto chi acquista, ma è chi ce l'ha e non vuole venderla che è il grande problema. E sappiamo benissimo quanto sia difficile per voglio dire, la pubblica amministrazione poi intervenire anche in questi casi. Noi per esempio l'anno scorso abbiamo licenziato un nuovo regolamento edilizio al cui interno ci sono anche delle linee guida per le buone pratiche, per esempio sul decoro urbano, piuttosto che ci danno un po' di margine, fra virgolette,
rispetto a quella che è la normativa vigente a livello nazionale per esercitare un qualche indirizzo verso appunto chi lascia anche il degrado all'interno di queste case abbandonate, perché c'è anche questo tema, ricordiamo. Abbiamo visto col maltempo in varie parti del territorio magari rischi di crolli, anche alberi che crescono, magari che possono diventare anche pericolanti, insomma aree che presentano poi effettivamente dei rischi se non gestite con la dovuta precauzione e la dovuta continuità. È un tema anche di salute pubblica, logicamente, perché certe aree, voglio dire, se poi dopo non vengono curate, non vengono manutentate, possono essere ricettacolo fondamentalmente di topi piuttosto che invasione di altri parassiti, e quindi logicamente diventa un problema che per chi magari per il vicinato che ha la casa invece tenuta come dovrebbe essere all'interno di un nucleo urbano, no, fondamentalmente. Quindi sicuramente bisogna agire a livello normativo da questo punto di vista. Poi invece vedo di buon occhio, siamo adesso all'inizio un po' di queste nuove contribuzioni che ci sono sul tema della rigenerazione urbana. C'è un fondo di 9 milioni che è stato appena messo a disposizione dalla Regione, dedicato soprattutto in questo caso a quelle che sono appunto le aziende che possono in un certo modo immaginare una riqualificazione che può essere sia a tema abitativo che a tema turistico, che sicuramente può essere un qualcosa. Sicuramente delle politiche di questo genere potrebbero aiutare e dovrebbero essere sicuramente aumentate. Il lancio che ha fatto la Regione recentemente, insomma, che proviene dall'ultimo assestamento, sicuramente è interessante. Sicuramente c'è un tema però di pianificare meglio quello, ma lo stiamo leggendo, insomma, sui giornali c'è sicuramente la volontà di farlo, un po' di immaginare nuovi scenari per quanto riguarda l'housing, inteso anche come necessità delle nostre famiglie, quindi vedere un po' il tema della casa cosiddetta popolare, nuove progettualità. Noi dobbiamo anche immaginare che il nostro territorio, proprio dal punto di vista demografico, in realtà sta cambiandosi, però forse logicamente l'edilizia che era stata prodotta negli anni 70, negli anni 80, dove c'è stato comunque un boom, non interpretava bene quelli che erano i bisogni invece dell'attuale realtà demografica. In realtà noi abbiamo tante richieste di famiglie che vorrebbero venire ad Aquileia, ma ci mancano effettivamente, forse lo stock edilizio esatto, giusto infatti su questo ci stiamo interrogando e stiamo cercando di immaginare, insomma, quelle che sono. Sicuramente una tematica di rilevanza regionale, anche in altri territori abbiamo visto anche le richieste numerose ma con gli spazi non sufficienti. Capozzi, come vede lei a questo tema? La Regione può far tanto e anche nell'ultimo assestamento sono state stanziate risorse importanti proprio per la riqualificazione dei nostri comuni, un intervento che ha avuto anche il nostro favore proprio perché riteniamo importante che la rigenerazione urbana sia da volano anche per contrastare quelli che sono i fenomeni di spopolamento e abbandono edilizio. L'altro problema che voglio sollevare è che per contrastare appunto questi fenomeni non bisogna intervenire soltanto sul nostro patrimonio edilizio ma anche sui servizi, perché questo purtroppo è un discorso che abbraccia tanti aspetti e da qualunque aspetto lo si tocchi si possono riscontrare delle criticità. Se prendiamo ad esempio la sanità abbiamo delle difficoltà, basti pensare magari alle zone di montagna dove i servizi diventano sempre più carenti e di sicuro non incentivano le famiglie a stare appunto in zone dove i servizi sono carenti e quindi è un fenomeno che va considerato sotto tanti aspetti e da parte nostra c'è assolutamente l'apertura a farlo in maniera collaborativa anche con i nostri rappresentanti in Regione che in questo momento appunto hanno il boccino dalla loro, ecco.
Mi piacerebbe anche nei minuti che ci restano affrontare il tema della disabilità e dell'importanza delle politiche e dei progetti per l'inclusione lavorativa e sociale. In particolare lo faccio rilanciando un'iniziativa che ieri abbiamo seguito anche riguardante Udine, l'apertura di un bar definito, il titolo è chiamato diversamente Bistrò, gestito da Anfas Udine, un'associazione che proprio riguarda le famiglie di persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo, proprio volto a garantire e prospettare anche una formazione, un inserimento lavorativo di diverse persone con queste disabilità. Allora, rivediamo subito il servizio con anche le dichiarazioni della Presidente dell'Associazione, Schiratti. A Udine dunque inaugura in Corte Savorgnani il Diversamente Bistrò, gestito da Anfas Udine, un bar che vuole essere promotore di inclusione lavorativa e sociale. Esattamente, perché qui verranno a lavorare persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo regolarmente assunte. Noi abbiamo valutato nel tempo massimo che una persona con disabilità intellettiva riesce ad affrontare in 4 ore al giorno, non di più. Diciamo che 3 è l'orario ideale, quindi queste persone verranno e non faranno più di 3 ore al giorno. Quante saranno e da chi saranno affiancate? Noi partiamo con 4 persone, 2 bariste che faranno da tutor e 2 persone con disabilità intellettiva regolarmente assunte. L'obiettivo finale è di arrivare a 3 bariste e 6 persone con disabilità intellettiva. L'età varia? L'età varia, partiamo con 2 non giovanissimi, una ha 42 anni e l'altra ha più di 50. Noi speriamo che si avvicinino anche persone più giovani, speriamo, insomma è una scommessa la nostra. Questa è un'occasione anche per fare una riflessione su quanto resta da fare. Questa è un'attività inaugurata ieri che aprirà ufficialmente lunedì, però insomma da là per parlare di anche quelle che sono le necessità delle persone con disabilità resta da fare anche a livello regionale, sia per le infrastrutture sia per tutti questi progetti che hanno bisogno di sostegni, progetti di inclusione da più fronti e sulla formazione anche professionale di persone con disabilità. Riparto da lei, consigliera, perché poi lascerò la parola al sindaco Zorino anche su diverse iniziative che hanno riguardato la disabilità, l'inclusione in particolare per usufruire proprio dei beni artistici, anche archeologici nel territorio di Aquileia. Ci saranno anche aggiornamenti nel weekend su questo. Riparto da lei per una visione d'insieme di quanto si sta facendo a livello regionale a suo avviso, se è soddisfacente o no. Quanto è stato fatto, si può fare sempre tutto di più. Tutto è perfettibile, su questo è vero, siamo d'accordo. Soprattutto in ambito sanitario e soprattutto in ambito di salute mentale, dove purtroppo i disturbi da questo punto di vista, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto a seguito del Covid, sono aumentati. Quindi il sostegno deve essere amplificato, perché qui non parliamo soltanto di sostegno poi a persona che ha un problema, ma anche un problema che investe tutta la famiglia e quindi un disagio che non è circoscritto soltanto alla persona che ne è affetta. La realtà che è stata inaugurata ieri a Udine, il Diversamente Bistrò, è qualcosa di importante e bello, ecco, un'iniziativa molto bella, e dovrebbero essercene tantissime, ecco, sul territorio, perché il passaggio importante per consentire a queste persone anche di uscire dalla loro condizione è proprio quella, o comunque di rendere accettabile la loro condizione, anche inserirli in un contesto che li faccia appunto sentire quanto più a proprio agio possibile. Quale modo migliore? Proprio mi viene in mente appunto proprio quello lavorativo, ecco. Certo. Sindaco Zorino, se ne è parlato nel tempo, abbiamo affrontato questa tematica anche più volte alla luce anche di varie iniziative che hanno riguardato la Basilica di Aquileia, per poter permettere anche a chi ha difficoltà uditive, visive, cognitive di usufruire del patrimonio appunto artistico, archeologico di Aquileia. Ci saranno altre novità, sarà fatto un bilancio, la stampa è invitata domani in Basilica per fare un po' il punto su 2 anni in particolare di ricerche, progetti, iniziative messi in atto per far sì che appunto Aquileia la Basilica risulti una delle
basiliche chiese più inclusive d'Europa, è stato detto. Quindi non le chiedo di svelarci magari qualche dato, informazioni in più, domani ci sarà questo incontro con la stampa, però insomma Aquileia sta proseguendo su questa direttiva, su questa linea. Ricordiamo brevemente quali sono stati i principali canali di intervento e dove si intende ancora rafforzare le azioni. Allora, come ho detto prima, Aquileia è un organismo complesso dove ci sono tantissimi enti che insistono e che logicamente collaborano. Per tutti questi enti, quindi parlo sia del comune che può agire a livello logicamente di PEBA, quindi di misure che possono logicamente modificare quella che è l'accessibilità e l'inclusione all'interno del territorio dal punto di vista proprio delle infrastrutture pubbliche, fino al museo archeologico, dove già da anni fondamentalmente esiste una modalità di poter visitare e percepire quella che sono le nostre bellezze tramite dei percorsi specifici per non udenti, per logicamente persone che hanno gravi disabilità, oltre logicamente alla conformazione degli spazi che sono accessibilissimi. E naturalmente la Fondazione Aquileia, che è impegnata nella stessa maniera nel cercare sempre di trovare nuovi linguaggi per poter logicamente far sempre di più diventare il nostro patrimonio un sito inclusivo a 360 gradi e in questo caso logicamente ricordiamo con grande ed enorme piacere, voglio dire, questa progettualità della Basilica per Tutti, che è partita 2 anni fa e ha ottenuto veramente dei grandi risultati. Domani appunto verrà fatto il punto su quelli che è stato questo percorso. Nel corso di questi 2 anni sono stati diversi quelli che sono gli interventi e domani appunto verranno svelate le restituzioni proprio di queste progettualità. Comunque il tema è questo: l'inclusività non deve essere un tema specifico e quasi da trattare come se fosse un qualcosa a parte. In realtà dovrebbe far parte di una idea di progettualità, di approccio formale a tutte quelle che sono le attività della vita quotidiana e in questo caso anche della vita dei visitatori e quindi dei nostri ospiti turistici di base. Quindi quello che abbiamo fatto è molto semplice: abbiamo aggiunto, come dovrebbe essere fondamentalmente anche secondo quelle che sono le linee sia nazionali che europee, questo valore come un obiettivo standard, e quindi quello che diventa speciale diventa standard. Ricordiamo anche le esperienze con Radio Magica che sono molto, molto interessanti e che vedranno per esempio anche il 4 novembre una visita particolare proprio di questo progetto che continua e che parte proprio dal tema appunto del voler aprire il patrimonio e la conoscenza a tutti quanti in maniera se non altro possibile. E quindi questo, come patrimonio dell'umanità, deve e dovrà essere, soprattutto per il futuro, un leitmotiv che sta nella normalità. Bene, allora grazie al Sindaco Zorino per tutti questi aggiornamenti. Vedevo annuire in questi ultimi commenti anche la consigliera Capozzi, no? Che si è trovata d'accordo rispetto al ragionamento che questo tema dell'inclusività non deve essere specifico, ma compreso già insomma implicitamente anche nelle varie politiche dell'amministrazione. La vedevo annuire, questo praticamente è il senso. Sì, mi trovo d'accordo, deve essere un metodo proprio automatico, perché siamo ancora indietro rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tanti ancora sono gli interventi da fare e nel ragionamento di qualunque politica che si intende intraprendere bisogna andare appunto in questa direzione, non può essere diversamente. Ecco. Bene, noi monitoreremo gli sviluppi anche su questo fronte, non appena ci saranno ne daremo notizia. Grazie ai nostri ospiti, grazie allora di nuovo, la ricordo, Maria Rosaria Capozzi, consigliera regionale del gruppo Movimento 5 Stelle, del gruppo misto. Sì. Grazie a voi. E grazie anche al sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, per questo confronto.